29 tecnici assunti e al lavoro un organico carente di almeno 10 unità. È la fotografia dei tecnici Spisal in servizio nell'ULSS 6 Euganea. Sulla base di un accordo siglato nel 2023, la quota relativa alle sanzioni erogate durante i controlli, che spetta loro come prevede il decreto legislativo 81/2008 e dovrebbe essere stanziata dalla Regione, veniva anticipata dall'ULSS 6. I soldi dalla Regione però non arrivano da 4 anni. Da qui la decisione drastica. Un terzo dovrebbe essere riconosciuto dalla Regione Veneto alle aziende, e questo è sospeso già fin dal 2020, quindi ha messo in crisi un accordo vigente, maturo, che andava a soddisfare le loro richieste, perché non c'è troppa esposizione economica di bilancio. 101 i morti sul lavoro in Veneto nel 2023, una piaga, ricorda la UIL FPL. La perdita di circa 400 euro lordi dallo stipendio mensile potrebbe demotivare i tecnici dell'ULSS 6 in una delle realtà produttive più importanti dell'intera regione. È compromesso la valorizzazione di un personale che sull'ambiente privato riesce a trovare lavoro anche più ben retribuito, e una valorizzazione economica che è in piedi da più di 20 anni venga compromessa in questo momento solo perché Regione Veneto non riconosce le quote alle aziende, ci sembra un'assurdità, perché rischiamo dei 10 tecnici oggi che mancano all'organico, rischiamo di ritrovarci con altri tecnici che vadano in altri settori.